Benvenuti amici di Matto Scacco, oggi siamo su Scacchiera Fisica, il legno, guarda che bella, e oggi voglio farti vedere un trucco, un'apertura che sta andando molto di moda. Ora io non so se c'è stato qualche youtuber americano famoso che ha lanciato la moda, ma tutti, a tutti i livelli, stanno giocando sempre questa apertura che ha un potenziale enorme perché è ricca di trucchi e se il nero non sa come giocare può perdere velocemente. Ma andiamo a vederla. Sto parlando della viennese E4 e 5. Qui noi sappiamo che da teoria la mossa più forte in assoluta è giocare cavallo in F3, ma in questo caso il bianco decide di giocare cavallo in C3. La teoria dice, visto che il bianco non ti sta attaccando il pedone E5, non ha senso giocare cavallo C6 per difendere 5, ma possiamo giocare subito cavallo in F6, andando subito a fare pressione sul pedone del bianco. A questo punto uno si immagina un normale sviluppo come, non so, cavallo F3 o roba del genere, ma la viennese è molto tagliente perché gioca subito la spinta del pedone in F4. Ora ci sono varie possibilità per il nero, vedremo fra poco che la risposta corretta da teoria è giocare una sorta di controgambetto di re con D5, ma vediamo che cosa succede se un giocatore del lato del nero che non conosce questa teoria, come può andare a finire. Supponiamo che decida di catturare questo pedone in F4. Ora la partita prende una brutta piega, poiché ora il pedone bianco ha spazio per attaccare e attacca questo cavallo, dove qui non può andare e qui non può andare perché c'è sempre la regina. Qui non può andare perché c'è il cavallo. Ne consegue che può tornare solo a casa e ti renderai conto che tornare a casa alle prime mosse con un pezzo non è il massimo. Ora, per esempio, cavallo F3, D6 per sbarazzarsi di questo pedone, D4 e qui la situazione interessante dopo, e per D5 guarda che cosa arriva, donna in E2, inchiodatura e triplo attacco su questo pedone. Ora le uniche speranze per il nero sono quelle di inchiodare questo cavallo, ma arriva donna per E5, scacco, il re si deve difendere donna in E7 e adesso arriva anche alfiere in F4, il bianco supporta la donna ed è pronto anche per fare l'arrocco lungo. Quindi questa linea è devastante, ma vediamo un'altra possibilità. Vediamo ora cosa accade in quest'altra linea, quindi E4, E5, non cavallo F3 ma cavallo C3 e abbiamo detto che il nero gioca cavallo F6, questo nella gran parte dei casi. F4, prima abbiamo visto cosa succedeva in caso di cattura, ora il nero decide di giocare in maniera un pochettino più passiva, D6, così sulla cattura è pronto a ricatturare. Ma qui adesso arriva cavallo F3, ci sono due attacchi su questo pedone, bisogna correre ai ripari. Quale metodo più semplice se non correre ai ripari grazie al cavallo C6? Ma adesso arriva l'inchiodatura di questo cavallo che non fa più la funzione di proteggere e se noi per esempio ora giochiamo alfiere D7 può arrivare anche una semplice pedone D3 e il bianco ha uno sviluppo molto interessante, ha tirato fuori il suo alfiere dalla catena pedonale, è pronto per far uscire questo alfiere, è pronto anche per arroccare corto ed avere subito la torre che punta contro il re, è pronto anche eventualmente a fare un attacco di questo tipo, ma in questo caso forse sarebbe meglio un arrocco lungo, insomma qui il bianco ha un gioco molto ma molto facile. Vediamo adesso un'altra possibilità che ha sempre il nero di giocare contro questa viennese. Quindi cavallo C3, ormai conosciamo bene la sequenza, cavallo in F6, F4, abbiamo visto che cosa succede in caso di cattura, abbiamo visto cosa succede in caso di difesa, ora possiamo provare a giocare cavallo in C6, così in caso di cattura possiamo ricatturare. Questa non è una buona mossa perché noi sappiamo che portare al centro i cavalli questi cavalli sono facili da attaccare dai pedoni, così come per esempio nell'apertura agli Ekin di 4. Il cavallo è attaccato, quindi lo possiamo mandare in G6 e ora E5, viene attaccato anche questo cavallo che purtroppo non ha case dove muoversi. Queste due case sono controllate dal cavallo, queste due case sono controllate dalla regina, quindi ancora una volta questo cavallo è costretto a retrocedere. Cavallo in F3. E arriviamo più o meno alla variante di prima, dove
D6 cercando di distruggere il centro, ma semplicemente il bianco se ne infischia, ha una ottima posizione, alfiere C4 e dopo D per E5, attenzione, arrocco corto, sacrificio momentaneo di pedoni per avere un attacco fortissimo a raggi X sul punto in F7. E se ora il nero continua ad attaccare, adesso ha anche il re scoperto e arriva cavallo G5 triplice attacco sul punto in F7. L'unica probabilmente è quella di accettare il sacrificio di questo cavallo, ma qui arriva veramente il disastro. Alfiere per F7 scacco, il re si deve spostare e arriva anche torre 1. Qui la situazione è devastante, il re si dovrà spostare, per esempio potrà andare qui e perderà sicuramente la donna, ma credo che prima di perdere la donna forse ci sarà prima uno scacco matto. Come hai potuto capire, giocare questo tipo di apertura blitz può portarti a grandi risultati. Abbiamo visto ora delle disfatte veloci del nero, adesso vediamo come il nero dovrebbe giocare correttamente, ma se non è proprio deciso, anche in questo caso ci sarà una disfatta del nero. E4, E5, cavallo C3, cavallo F6 e su F4 abbiamo visto tutto, abbiamo visto la cattura, abbiamo visto la difesa col pedone D6, abbiamo visto cavallo C6. Ci manca da vedere la continuazione principale che è D5. A questo punto la continuazione principale è catturare questo pedone che attacca il cavallo, che attacca il pedone e siamo pari. Ora il bianco può giocare sicuramente cavallo F3, ma la linea più tagliente è quella con donna F3, iniziando subito a mettere pressione su questo cavallo. Ora ci sono tante mosse buone, c'è cavallo C6, c'è F5 che permette di rendere molto solido questo cavallo e queste sarebbero sicuramente le continuazioni principali. Sicuramente anche questo cavallo si può scacciare, ma ci sono molte continuazioni interessanti dove anche si può giocare D4 e insomma è interessante. Dopo la cattura, per esempio, cattura B per C3, si gioca D4 e si impedisce la spinta tematica del pedone in D4. Ma supponiamo che ancora una volta il nero non conosca la perfezione, quindi non gioca D5, non gioca, scusate, F5, ma gioca per esempio la normalissima cavallo per cavallo. Dice io ho un cavallo minacciato, lo tolgo e sembra tutto ok. E adesso però dopo B per C3 il bianco è pronto a giocare la spinta di 4 e non può essere impedita in nessun modo. Alfiere 7 per arroccare, D4. Ora è vero che qui ci sono questi due pedoni doppiati, ma è anche vero che ora il bianco ha subito i due alfieri che attaccano immediatamente sull'ala di re. E dopo alfiere 6 per cercare di tenere questo pedone che potrebbe essere debole e in realtà è anche l'unica casa di sviluppo per questo re, per questo alfiere, dopo un cavallo E2 se si prova a giocare dal rocco possono arrivare molte cose interessanti per il bianco, può arrivare a rocco corto, attaccando, oppure prima di rocco corto o dopo può arrivare anche un donna in G3 con il classico trucco poi di giocare alfiere H6 minacciando matto, unica via di fuga del nero e qui si perde almeno la qualità. Quindi come hai potuto vedere questa partita viennese offre grandi possibilità soprattutto perché fa leva sul fatto che il nero non è molto preparato su un'apertura di questo tipo, non è la classica spagnola o italiana e quindi vale la pena di approfondire sia dal lato del bianco che dal lato del nero. Questa scacchiera trovi il link in descrizione per ordinarla se ti è piaciuta e noi ci vediamo presto in un altro nuovo video. Ciao!